Nell'ambito della serata dei 20 anni di affidamento al FAI del Giardino della Colimpetra di Agrigento alla Valle dei Templi, svoltosi recentemente, si è anche parlato di specie di piante che ormai si vanno estinguendo. Tra gli interventi della serata, quello dell'agronoma del FAI, Maria Ala, che ha fatto uno spaccato sulle varie culture che si stanno cercando di recuperare per inserirle in un mercato che spesso usa specie più economicamente remunerative e più commerciali, quindi. Ma sono tante le specie agromarie che al Giardino FAI si stanno cercando di riconoscere, antichi ceppi tramandatici da culture greche e romane che non si devono perdere, anzi il loro recupero è di importanza vitale per una rinascita dell'agricoltura più raffinata e recuperare una nuova biodiversità. Oltre a un luogo di straordinaria bellezza, è anche uno scrigno di biodiversità importante. Sono raccolte delle varietà in questo luogo che ormai sono scomparse in altri luoghi, oppure sono rintracciabili in collezioni private, in orti botanici, perché non hanno avuto successo nei mercati queste antichissime varietà di aranci, limoni, mandarini, bergamotti, chinotti, perché non rispondono agli standard del mercato globale. Quando si perde un patrimonio varietale si perde un patrimonio assolutamente irriproducibile. Spesso si parla di estinzione di animali, ma troppo poco si parla di estinzione di piante. E questo è un luogo straordinario anche per la ricchezza biologica di vita sia a livello vegetale che animale. Questo è un valore aggiunto a un luogo di cultura, di storia e di bellezza. Le varietà sono, per esempio, per citarne alcune stranissime, il vaniglia che noi conosciamo, ma in questo luogo è un vaniglia sanguigno che ha la polpa e l'albedo rosa come i pompelmi, e questa è una varietà veramente antichissima. Poi c'è un'arancia a polpa bionda che si chiama Bella Donna, ha la forma allungata, ha pochissimi semi, ha un odore e un sapore squisito. Poi abbiamo tutta la varietà dei sanguigni e dei doppi sanguigni, che sono gli antenati dei sanguinelli, dei mori e dei tarocchi, che sono non sono bellissime come arance, però hanno una straordinaria tavolozza di colori, dalle piccolissime screziature rossastre al nero inchiostro, proprio un colore nerissimo, ricchissimo di antocianini. Sì, è un potentissimo antiossidante. E poi ovviamente il gusto. Noi abbiamo la fortuna di trasformare questi meravigliosi agrumi in marmellate di grande successo, e questa è anche, insomma, la storia di questo giardino, con gli odori, i sapori, i profumi, l'ombra, il senso di benessere che gli agrumi ci regalano.